Come era prevedibile nell'aria, la partenza di Enrico Farina dalla direzione del carcere maschile a Venezia di Santa Maria Maggiore non è un provvedimento temporaneo ma definitivo. La notizia, data in anteprima dal nostro telegiornale già qualche settimana fa, sta facendo molto discutere in città tra Cagliari e Campielli. Un allontanamento improvviso in cui il direttore uscente avrebbe pagato per divergenze importanti con il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, anche se la motivazione ufficiale parla di presunti ritardi nella consegna di alcuni lavori in una struttura per alloggi al personale, la Giudecca. La cosa certa è che Enrico Farina risulta ora a disposizione del provveditore regionale, ancora senza incarico, e potrebbe presto assumere un'altra funzione, in ambito educativo, forse a Padova, ma non sarebbe destinato alla direzione di un altro istituto penitenziario. Al suo posto, a Santa Maria Maggiore, sono già operativi nuovi vertici che hanno incontrato anche il regista Mario Martone per il progetto del Vaticano. Dopo quanto fatto per il pellegrinaggio a Roma con i detenuti, il cappellano del carcere veneziano Don Massimo Cadamuro ha chiesto di poter recarsi in pellegrinaggio con alcuni ristretti anche alla Madonna della Salute il prossimo 21 novembre, il permesso è in fase di valutazione. Intanto il senatore Andrea Martella ribadisce la sua linea di apprezzamento per Farina, condivisa tra l'altro largamente in città. Già da giorni ho chiesto al ministro Nordio di sapere quali sono le ragioni che hanno portato alla rimozione del direttore del carcere di Venezia e se non intende il ministro intervenire per stoppare questo tipo di decisione di cui non si capiscono le ragioni, anche perché il direttore nel corso di questi anni ha lavorato molto seriamente a fianco della città, delle istituzioni e delle associazioni cittadine per il recupero e il reinserimento dei detenuti del carcere.